Doveva venire a settembre, poi abbiamo detto ma perché farlo venire a settembre così lontano? C'è Totalmente. un mondo di roba davanti a noi certo, di quest'estate che fa con grande entusiasmo, come lui ha sottolineato proprio ieri al telefono, e allora abbiamo detto abbiamo trovato un posto a tavola. Buongiorno e benvenuto ad Ottavio Nieddu. Buongiorno. Aspetta che faccio una cosa, Eccoci abbasso qua. un pelino il microfono, Così? Ah, così bene, mi bene. giro perfetto, così Fantastico. almeno sei ancora meglio. In tutto il mio In tutto il tuo splendore, Ottavio. Buongiorno, benvenuto. È Ben trovato. veramente per me un onore, per noi un onore. Grazie, grazie, un Averti piacere. qui in generale, come abbiamo già detto più volte, ma non guasta mai dirlo una volta in più, un onore averti in questa famiglia che è Sardegna 1. E allora, ieri abbiamo parlato di questa messa, poi dopo ci torneremo, che sarà in diretta domenica prossima, ma siccome c'è davvero un calendario fornito di tante cose che hai già messo in pentola, Sì. io direi, partendo da questo, poi vorrei un po' a tornare e rimanere su Ottavio Nieddu, cioè sul personaggio sul Ottavio personaggio, Nieddu. sì. Però intanto dai, parliamo un quadro. di tutto quello che sta No, già io- bollendo. Io invece credo che sia più interessante sapere che c'è davvero un grande fermento in Sardegna, perché le manifestazioni identitarie, quelle dove, come dire, si festeggiano le proprie tradizioni, si mettono in scena le proprie tradizioni, sono tante, sono sempre più sentite. C'è anche un ritorno di qualità a questo tipo di attività. Nel senso, cosa voglio dire? Che nel passato molte associazioni, molti gruppi folk partecipavano proprio con uno spirito un po' distaccato, cioè fare lo spettacolo, fare la festa. Oggi invece c'è una presa di coscienza maggiore, ossia anche le associazioni, i gruppi folk vogliono entrare dentro la propria storia e quindi cominciano a fare ricerca più attiva sull'abbigliamento popolare. Comincia una cosa straordinaria, si cominciano a levare un po' di figure coreografiche dal ballo e si ritorna all'essenza, cioè quello che era il ballo comunitario, riportato sul quelli che palcoscenico. facevano nelle feste nell'antichità, i famosi Sì. balli per le feste. Sì, il ballo popolare, il ballo della condivisione della comunità, e quindi voglio dire c'è una grande attenzione intorno a questi aspetti e quindi ogni paese dell'isola naturalmente si organizza la sua festa e non mancano mai, devo dire, i raduni, gli incontri con le associazioni. Io proprio l'altro ieri sono stato a Villa Urbana e tra l'altro abbiamo registrato tutto, sarà uno degli speciali di Sardegna in Festa, e ho trovato una comunità attenta fino a notte fonda che seguivano appunto le proposte delle varie associazioni di vari luoghi della Sardegna, anche perché la Sardegna offre una ricchezza sotto il profilo direi di sì. etnocoreutico, dell'abbigliamento popolare, del canto, delle espressioni diverse del canto, quella chitarra, tenore, insomma un universo straordinario. Per dirla in breve, l'unico settore dove non c'è stata mai crisi, credo, da un punto di vista dello spettacolo, nell'organizzazione di serate e manifestazioni è il folklore, perché comunque al di là del ci sono meno soldi, la cultura, eccetera, Certo, eccetera, certo. siamo d'accordo. Però mi sembra di conoscerlo questo signore. Però non manca e non è mai mancata nei paesi comunque la convinzione di quello che tu hai detto fino ad ora e la volontà di organizzare, se non come prima 10, ma almeno una serata legata al contesto folcloristico. Sì, poi tieni conto, Matteo, che nel nostro mondo, io parlo proprio del mondo del folklore, c'è una grande solidarietà, nel senso che le associazioni ovviamente sono tutte no profit e vivono proprio con Sì. lo spirito piacevole di rappresentare, di essere un po' gli ambasciatori culturali del proprio Del loro centro di paese, appartenenza. Quindi il fatto di partecipare anche in altre rassegne, al di là dei costi, dei Sì, rimborsi, sì, eccetera, come dire, è molto attiva questa partecipazione, e quindi anche se non ci sono rimborsi o sono stati, come dire, piuttosto ridimensionati, eccetera, le associazioni partecipano, quindi c'è sempre un grande interesse. Quindi questa crisi dal punto di vista proprio della partecipazione non esiste. Certo, dal punto di vista economico sì, è come. No, però la parte bella appunto è invece quella della presenza dal punto di vista proprio della partecipazione, Sì. perché è il motore, il volano, poi alla fine in qualche maniera ci diamo una mano, Una domanda, ecco, cioè, questo i è. giovani, no? Che Sì. in genere hanno sempre amato altre cose, ecco, tu che frequenti in modo capillare i comuni,
c'è nei giovani questa gran voglia di acquisire conoscenze e culture proprio nei giovani. Ma il passaggio di testimone. Sì, sempre di più. E questa è come dire, è un'azione che ci rende molto tranquilli. Nel senso che io ho visto sempre più giovani, basti pensare per esempio agli organettisti, i launeddisti. Ne ho presentati capito? 2 a Silanus. Sì. In una serata di Miss Italia proprio domenica scorsa, eravamo là e all'interno della serata c'erano anche 2 coppie di 2 associazioni folcloristiche con 2 organettisti. Agostino Spano mi sembra, una roba così, un ragazzo comunque che ha oggi 15 anni e da quando aveva 5 anni studiava l'organetto. Cioè, è incredibile, no? Quindi c'è una germinazione culturale anche nei giovani. Assolutamente sì. Beh, hanno fatto molto, devo dire, le scuole civiche di musica in Sardegna, sì, perché hanno inserito anche gli strumenti etnici, per cui le launeddas, Sulito e poi quelli che sono divertenti. Quelle immagini che che abbiamo appena visto un attimo di striscio proprio pochi istanti fa, sono quello che tu stavi dicendo prima. Al di là dell'abito, io vedo, ecco, la gente che balla, cioè proprio la gente, il popolo che balla, come dicevi tu, che torna a ballare come si faceva una volta, infatti, no? In tondo, sotto al palco in questo caso. Infatti per Sant'Efisio, per esempio, il nostro desiderio era quello di fare una festa A proposito popolare. di giovani, c'era un'immagine che non stiamo vedendo dalla regia, se tornate un pelo indietro, appena eccolo qua, Sì. così almeno... Sì, sono organizzisti davvero che oggi 12-13 anni sono assolutamente capaci di gestire tutte quelle sfumature, tutti quei ritmi, tutti quei tempi, tutte quelle nodas, cioè le frasi musicali in Sardegna si chiamano appunto nodas, che sono un po' la trasposizione delle sonorità delle launeddas a questo tipo di strumento un po' più moderno, ma che oramai in Sardegna si è profondamente consolidato, e quindi devo dire c'è una grande attenzione e soprattutto partecipazione di giovani. Quindi... Devo per forza adesso entrare a gamba tesa, ma Ottavio Nieddu in tutto questo mondo, perché c'è entrato? Come c'è entrato? La passione di raccontare anche in televisione, folgorato. La tua prima volta che hai avuto a che fare appunto con il folklore deriva da una passione in famiglia, da una... una cosa casuale. Io sono stato estremamente fortunato, ma devo dire veramente fortunato, perché sono stato scelto soltanto perché ero allora lo speaker in una radio, una piccola radio di provincia. Per la tua bella voce mi è stato detto. Posso dirlo io? Grazie. Uno mi hanno detto per la tua calda voce. Ma ed è un manager quella è l'unica, che ti ha dato il via. Quella è l'unica cosa che non invecchia, la voce. Ammesso che uno non fumi come un turco. Io ho smesso di fumare. È stato però il era così anche prima. referente, me l'aveva raccontato. Sì, guarda, è vero? Io ho avuto questa grande fortuna che Gianni Medda Bravo, sto parlando di lui. ascoltava questa piccola radio di Selargio, una radio di provincia, e chiese a Luciano, il figlio che tra l'altro mi conosceva, dice: ma tu conosci sto ragazzo? E te lo voglio sentire. Allora niente, ha chiesto un appuntamento con me, ci siamo conosciuti e mi ha messo alla prova, mi fece presentare a Quarto, in un teatro che non esiste più, che adesso diventerà il nuovo teatro di Quarto, speriamo. Quindi dalla radio subito al mezzo televisivo. Al mezzo televisivo, e mi fece presentare questa serata a Quarto Sant'Elena, una serata di canti sardi. Io ovviamente non sapevo assolutamente nulla. Da allora non avevi... Nulla, io non frequentavo questo mondo, sono entrato per presentare, appunto mi sono un attimo informato, ho sentito questi canti, ho visto i balli, cioè sono entrato in un mondo che mi ha stregato. Cioè io sono 30 anni ormai e sono dovuto correre subito ai ripari, perché ho cominciato a fare un giro in Sardegna in lungo e in largo, a documentare le gare poetiche, le gare di canto, andare ad ascoltare gli anziani, fare delle raccolte da Dondore, allora, che aveva determinato la nascita del Museo degli Strumenti Musicali. E cioè, insomma, mi sono girato l'isola proprio per cercare di capire proprio dalla base, dalla radice, dai protagonisti, com'era questo fenomeno, in quale evoluzione, eccetera. E poi mi chiese appunto Gianni di presentare Sardegna Canta, e allora io da allora cominciai, e devo dire la verità, ebbi una spalla straordinaria, perché all'inizio, non conoscendo bene questo mondo, Elena Ledda, che allora era consulente musicale, che è stata anche qui, quella tua stessa sedia a sgabello. L'ho vista dallo spot, io non l'ho seguita, devo dire
lei mi ha aiutato molto, moltissimo, però ripeto, da allora ho cercato di recuperare e colmare questa mia lacuna che fino ad allora insomma aveva questo bag. Non conoscevo questo aspetto e questo programma mi piace a me, scusa, mi faccio io da solo i pippotti, quelli, perché io scopro un sacco di cose sui tanti personaggi che vengono a trovarci che qui posso chiedere, magari fuori è un po' più, anche se ci conosciamo da tanti anni, però questa non la conoscevo. Mi disse, mi ha stregato la voce, vabbè, d'altronde. Ma non me l'ha detto a me, guarda, Gianni, che l'avevi stregato, quando dice, Gianni una è voce stato... calda, bella, mi ha stregato questo ragazzo. Sì, me l'ha detto abbiamo lui. capito. Un personaggio, Gianni Medda, davvero straordinario, che aveva una intuito, una lungimiranza, una capacità di vedere davvero oltre, ma non solo con me, perché voglio dire, con Lui e me la moglie è stato estremamente generoso, nel senso che mi ha coinvolto, mi ha dato fiducia, mi ha inserito in questo mondo, quindi è stato un po' il mio padre padrino in questo senso, però lo ha fatto così con tanti altri personaggi, basti pensare a Ambra Pintore, certo, che tuttora è una delle, forse la presentatrice più lo importante. stesso Giuliano Marongi, insomma, sono i più noti, voglio dire, presentatori di questo mondo, proprio grazie ovviamente come me a Gianni Medda. Allora, devo andare in pubblicità, però volevo solo, visto che poi il primo blocco è sempre quello che usiamo per il meglio, capire cosa, oltre i tiri che ci torniamo adesso, quando torniamo dalla pubblicità, cosa sta bollendo, perché io so che c'è un programma, e l'hai detto anche tu, fino al 5 fino a dicembre, al 12 dicembre. Al 12 dicembre. Andremo avanti fino al 12 dicembre, sì, perché intanto ci sarà questa, come dire, un ideale passaggio di testimone tra un paese e l'altro, nel senso io farò da questo fine settimana con Ittiri Folk Festa, ma poi avremo modo di vivere l'esperienza di Sestu con il folklore internazionale, poi ci saranno una serie di appuntamenti in giro, registreremo a Nule, quindi anche lì avremo un'occasione importante, poi ci trasferiremo a Florinas, poi avremo delle cose molto interessanti a Sarule per il centenario della poesia Non poto reposare, addio, quindi insomma sei in tour, ma di brutto proprio. Alla grande, forse come non ti capitava da un po' di tempo. Sì, ma perché io non so se ma davvero da quanto è che stiamo ormai collaborando? Credo un poco più di un mese. Poco più di un mese. Io non vorrei che sembrasse una frase di circostanza, una banalità. Io veramente ho trovato una energia, un entusiasmo, cioè una serenità. Guarda, ed entusiasmo. È quello che quando abbiamo rimesso, diciamo, mano, e già Gennaro Longobardi era un pilastro, insomma, quando io sono arrivato il 31 marzo del 2014, è quello, nonostante le difficoltà, perché ce n'erano, e non è che non ce ne siano ancora oggi, non vi è dubbio, ma è la prima e fondamentale regola che ci siamo dati senza darcela, cioè l'entusiasmo. È quella cosa lì, quindi è bello poter pensare che uno arrivi e la viva, e la senta, la respiri. E questo ti fa venire voglia. Ma io credo che anche a di casa questo fare. si respiri, capisci? E poi è di conseguenza. Guarda, io sto facendo, Presidente, lo spot, il promo, meglio, chiamiamoli col nome giusto, con alla fine dico la TV dell'identità, no? Nel senso che mi piace entrare proprio in questo mondo e poterlo rappresentare, raccontare anche ai nostri telespettatori. Ma credo che sia davvero una TV energizzante. Perché io sono arrivato e ho trovato, ripeto, intorno tanta energia e soprattutto uno spirito di squadra, un team che difficilmente si riesce a trovare, perché davvero Valerio Vargiu disse ho ritrovato l'entusiasmo che avevo 40 anni fa quando ho iniziato, quindi credo che la squadra ci sia e si possa fare tanto ancora, e forse anche meglio di come lo facciamo oggi, ma il fatto che tu sia qui è già la dimostrazione che tanto è stato fatto, perché questa è la realtà. Allora, ancora più importante delle cose che ti stai dicendo è che la cultura sarda ha ritrovato nuovamente un grande profeta come te, come pochi sai raccontare la storia nostra. E la televisione in Sardegna che non raccontava da un po' di tempo, così come stai rifacendo tu, il folklore, a mio avviso, oggi ha trovato uno spazio con Sardegna in Festa straordinario. Ne parliamo tra poco, poi quali sono gli appuntamenti più vicini, adesso pubblicità e poi andremo al telefono. State lì.
fosse giovedì oggi. Ho dei problemi seri di connessione, ma d'altronde lo ripeto, come abbiamo detto all'inizio della puntata, la notte leoni, la mattina maglioni, anche se fa un po' caldo per indossarli. Ma io te l'ho detto l'altra volta, voi fate un lavoro pazzesco, quello della radio in televisione, meglio fare questo passaggio un po' cross-mediale, cioè sono i due media che si fondono, si incontrano, poi tra l'altro... Anche se poi è la televisione che trasmette la radio, e la radio si inserisce con Radio Sintoni solo in 2 momenti della settimana, oggi tra l'altro è uno dei 2. Però insomma tutte le mattine in diretta per 300 e passa puntate. Oggi è la 303. Ho visto la vostra festicciola dei 300, almeno la celebrazione, 300 puntate, che voglio dire è davvero... Era un piccolo traguardo. È un piccolo forse anche più che piccolo, perché insomma è un appuntamento quotidiano che stai provando della prima volta, ogni giorno. Quello è vero. L'entusiasmo per noi è un fattore importante. Invece l'entusiasmo ad Ittiri ce l'hanno per altri motivi. Da 30 feste si chiama, perché quest'anno festeggiamo il 30° anniversario di questo folklore internazionale, questa rassegna che si chiama Ittiri Folk Festa. 20 anni fa cambiammo il nome dico cambiamo perché io ormai credo di partecipare da più di 20 anni a questa manifestazione con i miei amici di Ittiri, che hanno la pazienza sempre di sopportarmi e tutti gli anni rinnovarmi l'invito. Abbiamo vissuto molte belle esperienze. Quest'anno io desideravo da tempo, devo dire, trasmettere la Messa dei Popoli, perché all'interno della rassegna di questo folklore internazionale, di questo incontro fra i popoli, come dire, la parte che spicca di più interessante, più affascinante, che ha il maggiore appeal, è quella del palcoscenico, evidentemente, dove vengono rappresentate artisticamente e anche rileggendo le danze popolari in una chiave anche coreografica, spettacolare, eccetera. Ma lo spirito profondo che, come dire, lega tutte queste iniziative internazionali è davvero il senso dell'amicizia. Badate, in queste giornate il Festival di Ittiri dura una 10 di giorni, fra tour, accoglienza da oggi dei gruppi fino a domenica, eccetera, e poi successivamente che andranno in giro da altre parti. In questa settimana, 10 giorni, davvero si condivide, cioè si sta insieme dalla mattina fino all'alba, praticamente, si mangia insieme, ci si diverte insieme, si fa festa insieme, nascono delle amicizie vere, ci si arricchisce. Guarda, ciascuno di noi ha la possibilità di conoscere, di incuriosirsi, di approfondire la conoscenza di un'altra cultura, di un altro aspetto, di un'altra religione, di un altro modo di vivere, di un'altra filosofia anche di vita, perché molti gruppi arrivano da luoghi lontanissimi, da continenti lontani dal nostro. Quindi è un arricchimento costante e c'è questo spirito davvero di fratellanza. Cioè io ho visto delle cose meravigliose, cioè il saluto dei gruppi quando vanno via dalla Sardegna o quando vanno via da una comunità è una commozione vera, cioè c'è l'affetto, c'è l'abbraccio autentico, la voglia di rivedersi è come un distacco tra parenti, cioè nascono in pochissimi giorni degli affetti, dello spirito di amicizia, e poi rimane, perché oggi noi abbiamo l'abbraccio, dicevamo, era la voglia di rivedersi al più presto in un'altra situazione, e rimane, magari da loro. Abbiamo la fortuna della rete, quindi le amicizie rimangono, e noi poi mandiamo loro adesso col web. Tu sai, abbiamo fatto la diretta di Sciampita, e in pochissimo tempo è stata organizzata anche in streaming. Esatto, so che c'è stato un ottimo numero di telespettatori. Perché abbiamo fatto giusto in tempo ad avvisare le associazioni, che a loro volta hanno chiamato casa, quindi i parenti, gli amici, i sostenitori, eccetera. Ha avuto modo di condividere questa esperienza. E quindi ecco, in questo spirito, dove è importantissimo l'aspetto dello spettacolo, ma certamente come dire, lo spirito vero della partecipazione, appunto quello dell'amicizia e non solo. E allora la Messa dei Popoli è la manifestazione più alta, perché durante la celebrazione c'è ciascuna comunità che, anche se magari non appartiene alla religione cattolica, linguaggi diversi, canterà ciascuno il proprio canto dell'animazione liturgica nella propria lingua, con i propri ritmi, con i propri abiti, leggeranno il Vangelo nella traduzione della lingua locale, ascolteranno l'omelia perché verrà tradotta in tutte le lingue dei gruppi presenti. Insomma, davvero una, come dire, occasione ecumenica di condivisione, e Ittiri ci offre questa grande possibilità. Io quando ho partecipato dal primo anno a questa messa sono rimasto profondamente coinvolto, perché veramente è una
come dire, c'è una spinta emotiva che non controlli, che va oltre il lato anche televisivo allora della cosa, insomma. Rendere partecipi i sardi di questa esperienza, perché è davvero una bella occasione. Don Mario, Monsignor Mario Simula celebrerà la messa, noi avremo un collegamento anche un quarto d'ora prima, perché la diretta partirà dalle 11:15, la messa sarà celebrata a partire dalle 12:30 fino alle 12:30, 13, e in questi 15 minuti daremo anche una chiave di lettura ai telespettatori che si sintonizzeranno. Perché magari uno poi si trova davanti a una cosa che non ha mai visto. Racconteremo di questa esperienza e tra l'altro di un evento straordinario che fortunatamente si inserisce in queste giornate, ossia l'ostensione al pubblico, alla venerazione dei fedeli delle reliquie di Santa Teresa d'Avila. C'è un reliquiario straordinario che ha realizzato l'orafo Busonera in argento, eccetera, e sarà messo a disposizione dei fedeli. E questa è un'occasione in più per chi... Ragazzi, non ci vuole altro che attendere fino a domenica mattina alle 11:15 in diretta su Sardegna 1, canale 19. Assolutamente, lo sarò anch'io molto volentieri, perché mi hai incuriosito e perché voglio vivere questa cosa da casa, visto che non potrò essere lì. Ripeto, ecco qui il promo in sovraimpressione, domenica 11:15, qui canale 19 Sardegna 1, e a raccontarlo ovviamente ma qui però, siccome abbiamo chiacchierato molto di ciò che è il folk e molto meno di ciò che è Ottavio e quelle cose che io avrei voluto chiedere a Ottavio, mi sa che a settembre ti tocca tornare lo stesso, questo è sicuro. Raccontato, dicevo, con grande maestria, come avete sentito finora, dal mitico e straordinario Ottavio Nieddu. Grazie Ottavio, grazie davvero di cuore. La regia la avverto, sacrifichiamo perché siamo un po' lunghi, i due dell'abitacolo, poi se ce la facciamo recuperiamo, andiamo in pubblicità, perché poi abbiamo il presidente provinciale dell'Avis qui con noi. A tra poco.